Importo della pensione media mensile. In Italia la maglia nera spetta alla provincia di Agrigento. Ancora fanalino di coda sul fronte previdenziale, si piazza all'ultimo posto della classifica del Sole 24 Ore. Secondo i dati INPS elaborati dal sindacato di categoria della CGIL di Agrigento, i pensionati costituiscono il 26,55% dell'intera popolazione agrigentina e il loro reddito mensile non supera i 1.000 euro per il 90,93% dei casi. Su 454.000 abitanti sono complessivamente 120.521 i pensionati in tutto il territorio agrigentino, con questa distinzione. 37.756 percepiscono pensioni di vecchiaia, 16.194 quella di invalidità, 26.309 per superstiti, 13.116 pensioni assistenziali e 27.146 invalidità civile. Entrando più nel dettaglio del reddito pensionistico, l'8,54% dei pensionati dell'Agrigentino, si tratta di 10.236 persone, non arriva a 249 euro al mese, mentre 32.818, cioè il 27,39%, è in una fascia tra le 250 e le 499 euro. Sono 57.464, cioè il 47,96%, i pensionati che percepiscono invece un sostegno che supera le 500 euro, ma non va oltre le 749 euro. Sono 8.436, cioè il 7,4%, quelli che rientrano nella fascia che varia da 750 a 1.000 euro al mese. Da noi le pensioni sono le più basse rispetto al resto d'Italia, spiega il direttore della sede provinciale dell'INPS di Agrigento, Gerlando Piro, perché in provincia di Agrigento la maggior parte versa solo i contributi fissi e meno i contributi a percentuale, che sono quelli che danno una pensione maggiore. E sul fronte sindacale offre la propria chiave di lettura il neo segretario provinciale dei pensionati della CGIL, Vincenzo Baldanza, che ha preso il posto di Piero Mangione. Le pensioni, sottolinea Baldanza, sono lo specchio della condizione del mercato del lavoro che abbiamo avuto in questa nostra terra. Qui più che altrove hanno avuto peso notevolissimo il lavoro nero, il sottosalario e la precarietà, e questo è il risultato, conclude Baldanza.